abbiamo Raffaele Bonizzato, presidente della CDO, Compagnia delle Opere del Veneto, e quindi abbiamo la fortuna anche di avere un osservatorio regionale chiamato a questo tavolo anche per fornire magari uno sguardo un po' più ampio rispetto alla provincia. Presidente Bonizzato, ha sentito i suoi colleghi, che considerazioni possiamo fare? Intanto grazie per l'invito e di nuovo buonasera a tutti. Mi sento molto fortunato perché parlare dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi mi dà un sacco di spunti. Spero di dire anche qualcosa di nuovo, ma non posso non riprendere un po' dalle cose che si sono dette. La prima, Federica, con te, Compagnia delle Opere, un'associazione trasversale a tutte le associazioni. CDO non fornisce servizi, ma accompagna l'imprenditore, o meglio cerca di creare le condizioni perché ci sia uno stile imprenditoriale che parte dall'attenzione alla persona e che usa l'azienda come strumento per far sì che le persone al loro interno possano esprimersi al meglio, ovviamente orientate nell'interesse dell'azienda, questo senza ombra di dubbio, ma è questo potersi esprimere che poi secondo me genera uno degli elementi competitivi più importanti oggi sul mercato. Ed ecco che tutti i temi che toccavi tu prima, parlavi della conciliazione, noi parliamo tutti i giorni, ci confrontiamo tutti i giorni, non solo per ciò che riguarda la donna, ma in generale uomo e donna. Perché per dire uno degli argomenti che spesso tocchiamo è quello che noi chiamiamo nei nostri eventi work-life balance, poiché spesso succede che l'imprenditore, uomo e donna che sia, rischia di soccombere rispetto a quelli che sono gli impegni e le responsabilità del mondo del lavoro, dimenticandosi che c'è la famiglia, ci sono gli interessi personali, c'è bisogno anche del tempo per se stessi, non solo per. Quindi veramente ti ho ascoltato con attenzione e ti manderò poi il modulo di iscrizione per assolutamente. Diciamo che questo tavolo anche produce anche altre relazioni. Esatto. Perdonatemi per la battuta. Detto questo, vi dico anche che CDO, proprio per com'è la struttura della Compagnia delle Opere, ha avuto anch'essa dei problemi durante la pandemia, perché è chiaro che è un'associazione che crea occasioni di incontro fra imprenditori in modo tale che l'imprenditore possa in qualche modo trasferirci la propria esperienza imprenditoriale e di conseguenza, far scuola con scuola, no? Non c'è una scuola dell'imprenditore. Spesso la scuola dell'imprenditore è l'azienda stessa o il mercato, ma non sono sufficienti questi per far sì che appunto la propria crescita in termini di capacità manageriale possa davvero essere in grado di competere meglio. Ecco che momenti in cui ci si possa confrontare, si possono trasferire le esperienze che possono essere adattate in altre imprese, sono sempre state molto importanti per noi. E la pandemia ci ha bloccato tutto questo, quindi davvero è stato un momento non facile. Certamente, come dicevano i colleghi prima, comunque le associazioni tutte, anche la nostra ha fatto il suo compito, spesso ha sostituito anche il ruolo delle istituzioni, non solo nelle interpretazioni delle norme come si diceva prima, ma anche nel creare le condizioni per, ad esempio, intercettare sul mercato quelli che erano i dispositivi che nei primi mesi mancavano. È chiaro che una piccola azienda che cerca 1500, 300 mascherine ha una capacità d'acquisto di un certo tipo, creare a livello associativo la condizione per poter fare un po' più di forza dal punto di vista commerciale, per dire, è stato un contributo, stessa cosa per gli igienizzanti e quant'altro. Quindi, ognuno ha dovuto inventarsi un momento che non era previsto, non era prevedibile. Due battute veloci, tornando alla domanda che mi hai fatto, visto che noi parliamo nel Veneto, senza prima non passare, Gian Domenico, dalla questione delle piccole imprese. Oggi le piccole imprese non esistono più. Oggi esistono i distretti digitali, ogni piccola azienda, grazie alla tecnologia, dialoga e condivide le proprie aspettative di business, i propri processi, piuttosto che le diverse dinamiche con N aziende a seconda della scelta che fa l'impresa. Quindi è un problema che non esiste più, quello della piccola impresa, a meno che non si riferisse ai negozi di alimentari di quartiere, ma credo che sia un altro paio di maniche parlare di questo. Ecco, anche su questo scusate la battuta, ma davvero è veramente assurdo che si faccia questo passaggio. Questione Veneto. Io credo che il Veneto, Matteo e i colleghi cari, sia davvero un territorio che
ha saputo reagire, sta reagendo con una capacità superiore rispetto al resto d'Italia. C'è un dato che ci dice questo, perlomeno che io interpreto in questa direzione, che è il tasso di natalità delle imprese, che è inferiore alla media d'Italia. E io credo che questo sia un dato incredibilmente positivo, perché il nostro territorio è un territorio che ha una propensione alle imprese. Quindi se noi abbiamo meno partite IVA nuove rispetto al resto d'Italia, vuol dire che ci sono meno aziende in crisi, perché da ogni azienda in crisi sappiamo che normalmente si duplicano le partite IVA, e quindi significa che abbiamo un territorio molto ma molto più solido, molto ma molto più attrezzato rispetto ad altre zone d'Italia. Quindi se parliamo del problema delle piccole imprese, forse l'occhio deve essere spostato probabilmente in altri territori. L'imprenditore già di suo è un animale straordinariamente portato alla sopravvivenza, quindi per cui ha una resilienza pazzesca. Ecco. Detto questo, 2 passaggi veloci, uno per dire che ci sono comunque settori ancora presentemente in crisi, il turismo è stato toccato, ma ce n'è uno che è minoritario, che io voglio sottolineare perché è davvero una situazione ancora molto ma molto grave, che è il settore delle palestre, dei centri fitness. Oggi il ritorno nei centri fitness, palestre, chiamiamolo come vogliamo, è intorno a circa il 50% rispetto a quello che era la presenza pre-crisi. E questa è una questione molto seria, per 2 motivi. Primo, perché ci sono imprenditori che hanno investito tutta la loro forza economica, il loro tempo nel creare queste aziende, e secondo, perché sono delle specializzazioni molto verticali e non facilmente riutilizzabili in altri settori. Quindi io credo che su questo, che poi è un mini settore, quindi però rappresentativo magari di un... bisognerebbe avere appunto degli strumenti, secondo me, costruiti ad hoc per le esigenze di questi colleghi. E l'altro aspetto che ritengo debba essere sottolineato, un po' anche come dicevi tu Giandomenico, riguarda gli strumenti a sostegno del sistema. Ecco, non voglio dire sostegno dell'impresa, perché servono sostegno dell'impresa, a sostegno del lavoratore e quant'altro, ma che spesso creano situazioni di attrito molto forti. Devono essere molto ma molto fluidi. Certo. Io ne conosco alcuni personalmente, me ne viene in mente uno che è molto utilizzato, Smart Start, per dire, di Invitalia, che è incredibilmente utile per come è stato pensato, ma l'adesione è dal punto di vista burocratico davvero abbastanza complicata. Grazie Presidente. Bonizzato, chiudiamo con lei. Due battute veloci, perché tutti i temi erano interessanti. E nel PNRR c'è una misura molto importante per il turismo. E non dimentichiamoci che noi, guardavo proprio i dati oggi pomeriggio, come Veneto abbiamo 9 dei nostri comuni del Veneto piazzati nei primi 24 comuni che fanno accoglienza in Italia. 9 dei primi 24 sono veneti, per 42 milioni di presenze nel 2019 pre-Covid, quello è il dato che dobbiamo guardare. Quindi sicuramente un'attenzione verso questa direzione è indispensabile che da parte del sistema ci sia, ma da parte anche del sistema produttivo e degli imprenditori, non solo evidentemente dal punto di vista istituzionale. L'altra cosa che, visto che si parlava di eventi, che ho piacere di mettere alla vostra conoscenza, è che come CDO ci siamo chiesti cosa potevamo fare per affiancare le imprese in questa fase, e l'idea che ci è venuta è stata quella di creare una scuola di formazione. Non che manchi la scuola di formazione, ce ne sono, abbiamo corsi per qualsiasi cosa, ma l'idea che abbiamo, e infatti gli abbiamo dato nome Business Survive Adaptive, quindi un percorso di sopravvivenza. Esatto, un percorso di sopravvivenza continuativo, saranno 10-15 giornate l'anno, ma che prosegue, dove cerchiamo di toccare tutti quelli che sono i temi che il sistema scolastico, sicuramente pur anche con lo sforzo che sta facendo per adeguarsi, perché dobbiamo riconoscere che sia il sistema universitario sia l'ITS hanno fatto passi da gigante, esatto, però manca ancora quella parte che è proprio che è intrinseca nell'imprenditore. Ecco, quindi pensare a una scuola creando dei format ben studiati, ben elaborati, dove l'imprenditore sia lui stesso, ovviamente non attenzione altro dettaglio, non solo
l'imprenditore che rappresenta un'impresa di successo, ma anche l'imprenditore che magari ha superato qualche successo, porta dei contenuti estremamente importanti. Quindi un percorso formativo che abbia queste finalità lo presenteremo il 2 dicembre e ci auguriamo che possa avere quel successo che in qualche modo possa determinare una vera reale utilità per il mondo dell'impresa veneto, ma in realtà di tutto il territorio e delle piccole imprese.